Eder. Mech. Pallister. La Cattaneo se la sta prendendo con comodo. Perché? Questo ulteriore esame significa sicuramente scrupolo, cioè significa voler dare all'elaborato una precisione tecnica che ha caratterizzato tutta la seconda autopsia, a differenza della prima, che sicuramente non verrà ricordato per questo. Quando sono presenti delle lesioni, dobbiamo innanzitutto dire se sono vitali o meno, cioè se sono avvenuti in vita. Ma quando è possibile dobbiamo provare a definire la cronologia di queste, cioè quanto distano dall'evento morte. Se sono in limite vita, se sono quindi diciamo perimortali. In questo caso viene attuata una tecnica immunoistochimica alla ricerca di proteine che si chiamano selectine. Le selectine sono delle proteine che sono coinvolte nel meccanismo di adesione dell'leucocita alla ferita. In pratica serve questo meccanismo di riparazione, della ferita. Essendo la salma oggi in pessime condizioni, tutto ciò si baserà sulle prime risultanze. Non è un esame nuovo, verrà fatta sui preparati istologici, quindi quelli che vengono dalla prima autopsia. Non è possibile effettuare l'esame della SHAD perché ci voleva un materiale fresco che non era possibile avere. Non si può fare la SHAD su un materiale né congelato, perché ovviamente non avrebbe senso per ovvie ragioni, né tantomeno fissato. Una nota soltanto molto breve sul rigor mortis. Ipotizzando che la nostra ipotesi, il giro è corretta, se la prendiamo come possibilità, il fatto che lei fosse stata tenuta a bassa temperatura avrebbe avuto un'influenza sul rigor mortis, e cioè, come ci dice un lavoro del 2005, per esempio, il professor Varetto, sarebbe andata ad allungare i tempi ovviamente di... il professor Varetto ci dice che la completa risoluzione c'è dopo 28 giorni. Per i primi 10 giorni mantenuti a 4 gradi permane il rigor completo, per poi andare piano piano a sparire fino al 28. Quindi diciamo, almeno questa consolazione, abbiamo questo dato scientifico. L'assassino naturalmente non ha calcolato questo problema di rigor mortis, è stato semplicemente molto fortunato. Credo che sia soltanto una fortuna e coincidenza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.